Ci sono 6 indagati per l'incidente avvenuto qualche giorno fa sulle piste da sci delle Melette, dove un bambino è caduto dalla seggiovia procurandosi serie ferite. La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo inserendo nel registro degli indagati 6 persone. Fonti locali fanno sapere che si tratterebbe di maestri di sci e altri soggetti riconducibili alla società che gestisce l'impianto sciistico. Si tratta comunque di un atto dovuto in un momento in cui la Procura Berica deve ricostruire cosa sia accaduto domenica sulla seggiovia per individuare eventuali responsabilità. Secondo le ricostruzioni, il piccolo sciatore proveniente dalla provincia di Verona sarebbe salito sulla seggiovia con un altro minorenne per poi trovarsi improvvisamente in difficoltà. Il bambino stava per cadere ma è stato trattenuto per alcuni istanti dal suo accompagnatore, che ha forse evitato una caduta sulle rocce in un punto piuttosto pericoloso del tragitto. Il piccolo è comunque volato a terra per alcuni metri procurandosi traumi e fratture. Immediato il ricovero in ospedale, ma dopo alcune ore di apprensione pare che le sue condizioni stiano migliorando. Resta da capire cosa sia accaduto sulla seggiovia, se ci siano state inottemperanze da parte del personale o di qualcun altro, oppure se la sbarra di sicurezza sia stata alzata durante il percorso. Tutte domande a cui risponderanno le perizie che verranno effettuate, assieme ai riscontri con le persone interessate.